Una conferenza stampa oggi per presentare il prossimo convegno che si terrà qui all'Hotel della Valle, ma anche l'occasione per denunciare una situazione che si sta venendo a creare all'ospedale di Agrigento. Ecco, se ce la spiega meglio, dottore Caramanno. Ma si tratta di questo, esiste un problema ictus ad Agrigento come in Sicilia, in Italia e nel mondo. Questo perché? Perché la terapia di riferimento, che è la trombectomia meccanica, che è la disostruzione dell'arteria cerebrale responsabile dell'ictus, viene effettuata dai neuroradiologi interventisti, che sono delle figure molto carenti sia in Italia che nel mondo, per cui molti pazienti non possono giovarsi questa tecnica. E quindi la mia proposta qual è? Assieme agli altri colleghi emodinamisti siciliani, tenuto conto della diffusione capillare dell'emodinamica in tutta la Sicilia, del fatto che i miei colleghi che hanno esperienze, come anch'io, esperienze sul trattamento delle carotidi, si tratterebbe praticamente di spingerci 5 cm, 10 cm dentro il cervello e trattare questa arteria con una certa, diciamo, facilità, perché abbiamo appunto la manualità per fare questo. Purtroppo ad Agrigento non riusciamo a farlo per motivi che ho detto oggi in conferenza stampa. Ci vorrebbe un po' più di coraggio di qualche mio collega, in modo tale che almeno 60, 70, 80 pazienti ogni anno praticamente si salverebbero sia dalla morte che dalla sedia a rotelle. Quindi c'è un rischio anche per un paziente che arriva, diciamo, colto da ictus al pronto soccorso e chiaramente non sa quale sarà il suo destino, dipende da una valutazione, da un'equipe, anche dal neurologo. Sì, allora nella valutazione dell'ictus, nel trattamento dovrebbe esserci un'equipe multidisciplinare. Il problema è che nel momento in cui c'è l'ictus, se è leggibile, ci devono essere determinati criteri, ad Agrigento può fare la trombolisi, cioè un farmaco che dovrebbe sciogliere il trombo, ma questo farmaco funziona al 30% dei casi, quindi il 70% dei casi rimane completamente scoperto. Devo dire che praticamente l'ictus cerebrale ha preso la stessa direzione dell'infarto, perché noi prima utilizzavamo gli trombolitici che non funzionavano e poi finalmente con l'angioplastica cerebrale e con l'angioplastica coronarica, diciamo, la mortalità si è ridotta in maniera enorme. È quello che sta succedendo ad esempio con l'ictus. D'altronde dobbiamo fare presto, dobbiamo fare in fretta, non dobbiamo perdere tempo, perché dico oggi, domani, dopodomani ci saranno le persone che saranno colpite dall'ictus e non potranno giovarsi di tale tecnica. Noi siamo a disposizione. Tra l'altro lei lo ha fatto vedere proprio con dei filmati proprio come funziona il suo intervento nel momento in cui si disottura la vena, il sangue ricircola. Cioè, il ricircola, il paziente, come dicevo stamattina, assistere a un paziente paralizzato che non parla, devastato dall'ictus, e poi dopo la procedura riprende a parlare, riprende movimenti, veramente è qualcosa di straordinario, di drammatico, di commovente che un medico possa mai assistere. Quindi di tutte queste tematiche se ne parlerà domani a questo convegno? Sì, ci confronteremo anche con i neurologi, neuroradiologi interventisti, ci sarà il nostro direttore che ci sta supportando, speriamo che questo progetto vada avanti e possa realizzarsi nel più breve tempo possibile. Ecco, dottore Melazzo, una situazione, avete fatto una denuncia ben precisa, una tematica importantissima che si dibatterà anche in occasione del prossimo convegno che state organizzando qua ad Agrigento. Ce la sintetizza? Il congresso è fondamentale perché ha aperto una discussione su un tema che troppo tempo è stato trascurato, e cioè l'ictus finora è stata un po' relegata a malattia Cenerentola. La terapia farmacologica è stato dimostrato che spesso non basta ed è possibile procedere per via endovascolare. Bisogna adesso stringere i tempi, cercare di capire e organizzare un network per fornire questo tipo di prestazione non solo a chi vive nei grossi centri, ma anche a chi vive per esempio ad Agrigento, che è lontana, come tutti sappiamo, nei grossi centri. Siccome la tecnica è simile, non identica, ma simile a quella che noi usiamo sulle coronarie da tanto tempo, è auspicabile, in assenza di altre figure professionali, perché i neuroradiologi che di solito fanno queste cose sono solo nei centri ultraspecialistici, estendere, diciamo, la possibilità di praticare questa terapia anche ai cardiologi interventisti. È un dibattito grosso, probabilmente anche a livello nazionale si scatenerà a breve, però ne vale veramente la pena, perché attualmente, diciamo, i risultati del trattamento dell'ictus sono
purtroppo deludenti, invece questa promette di essere una grossa rivoluzione. Gli ultimi studi hanno dimostrato un netto beneficio di questo tipo di terapia, per cui io penso che assisteremo più o meno a quello che successe 20 anni fa con la cura dell'infarto, con l'angioplastica primaria, succederà anche per l'ictus.